Nicola Palagi, direttore sportivo del Centro, stasera non è andata bene, però insomma ribadiamo, 2 anni fa eravamo in Serie A2, l'anno scorso decimi, siamo terzi in campionato e quindi questa crescita continua. Ma sicuramente stasera siamo dispiaciuti per il risultato, perché chiaramente un 7-2 in casa non lascia altro che amaro in bocca, no? Perché comunque il primo tempo secondo me eravamo in partita, ti sei un po' scomposto, loro poi hanno preso fiducia, sono andati sul 2-1, sei stato bravo, hai fatto subito il 2-2, secondo me il 3-2 lì a 8 secondi dalla fine insomma un po' ci ha tagliato le gambe, perché poi loro quando vai sotto e poi hai preso il 4-2 appena rientrati nel secondo tempo, loro l'hanno presa sul serio stasera questa partita qui, loro l'hanno veramente presa sul serio, avevano paura e l'hanno impostata da grande squadra quale sono. Hanno dei giocatori veramente molto forti per il campionato italiano e hanno meritato questa vittoria facendo un grande hockey. Dal canto nostro abbiamo secondo me dato il massimo, abbiamo fatto una buona partita, abbiamo vinto delle partite secondo me giocando molto peggio e quindi voglio essere positivo e fiducioso per il fine settimana che andiamo ad affrontare. Arriva un fine settimana importantissimo, insomma a livello di Coppa Italia siamo tra le prime 4 e questo è un altro fiore all'occhiello che possiamo metterci. Ma sicuramente andiamo a affrontare questa Final Four da protagonisti. Sabato incontriamo il Bassano, sappiamo che il Bassano per valori probabilmente è la seconda squadra del campionato, potrà dare noia a questi, però sicuramente questi sono il Trissino è più forte. Però andiamo là, ce la giochiamo, no? Noi dalla scorsa prima di questa partita eravamo sesti matematici, siamo salvi da un po', siamo alle Final Four e quindi i ragazzi devono stare tranquilli. È chiaro che loro stasera sono arrabbiati, come è giusto che sia, perché c'era un grandissimo palazzetto stasera, tanta gente e è giusto che siano incazzati, però devono anche rendersi conto dove sono, quello che hanno fatto fino ad oggi e quello che ancora si può fare, perché c'è ancora tanto da fare. Grazie del lavoro che fai, grazie del lavoro della squadra, ma insomma lo sai, noi sempre con voi. Ma lo vedo, siete sempre vicino a noi, il pubblico si è riavvicinato, ci sostiene e anche a livello di società stiamo facendo un buon lavoro, abbiamo un gruppo di lavoro importante anche di volontari che seguono il settore giovanile, la squadra. Oggi si può dire abbiamo avuto una settimana particolare, molto particolare. Non ci siamo quasi mai allenati, no? No, non ci siamo quasi mai allenati, ma questa non è una scusa. No, ci mancherebbe. Ci siamo allenati, dobbiamo ringraziare anche il Comune di Forte dei Marmi, l'assessore che si è messo in contatto con loro per farci trovare degli spazi, la società Hockey Forte dei Marmi, il suo allenatore Roberto Crudeli che hanno spostato anche degli allenamenti e lo voglio fare pubblicamente perché quando si gioca al derby è battaglia, però poi quando c'è bisogno si collabora e ci si dà una mano e questa è una cosa positiva. Ci hanno fatto fare 2 allenamenti là, la pista qui era impraticabile fino a giovedì sera, però l'abbiamo recuperata con la forza del volontariato. C'avevo qui tutti i nostri ragazzi e ragazze che pulivano, strusciavano prodotti, l'abbiamo provate tutte e poi l'abbiamo trovato il prodotto e stasera siamo riusciti a giocare questa importante partita. Grazie Nicola. A voi.